Allora, stamattina c'è stato un convegno. Di che cosa si è parlato? Chi sono stati a parlare i signori? Allora, prima di tutto ha parlato il sindaco che ci ha portato i suoi saluti, ha fatto i ringraziamenti a tutte le persone che hanno collaborato. Poi invece ci sono stati gli interventi tecnici. Siamo partiti con Gregorio Lenarduzzi dell'Associazione Le Rivindicules che ci ha spiegato cosa fa l'associazione, tutte le loro finalità e le attività che hanno in corso. E poi siamo entrati invece nello specifico del progetto che riguarda la cipolla rosa della Valcosa. Il professor Muzzatti dell'Istituto di Agraria di Spilimbergo ha raccontato al pubblico come è nato il progetto, come si sta sviluppando. Quindi è un progetto che riguarda un singolo prodotto, cioè la cipolla rosa della Valcosa. Poi mi pare sia intervenuto il professor Susmel dell'Università di Udine che ha lanciato l'idea del mercato contadino anche qui a Castelnovo. E naturalmente le conclusioni del nostro ospite d'onore di oggi, l'assessore regionale Violino. È stato difficile organizzare questo evento? Ma la difficoltà più grossa erano i tempi molto stretti, abbiamo dovuto organizzare tutto in pochissimo tempo, nel migliore dei modi perché avevamo questo ospite importante e quindi abbiamo dovuto far di corsa. E poi la seconda difficoltà è mettere d'accordo tanti soggetti, tante persone. C'era il comune, la Proloco, le associazioni Rivindicules, per cui ognuno ha il proprio punto di vista e quindi bisognava cercare di mettere d'accordo tutti quanti.